Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta latte parzialmente scremato Arborea 1 litro a 95 centesimi, pasta Rummo 500 grammi a 69 centesimi, biscotti classici Balocco 700 grammi a 1,79 euro, birra Icnusa non filtrata 3x33 CL con cartissima a 3,49 euro. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. La domenica sino alle 20. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Con l'autunno arriva anche il crespo? Da Amy Beauty Hair è tempo di dire addio ai capelli ribelli. Prova il nostro trattamento anticrespo professionale. In appena un'ora e mezza, capelli morbidi e perfetti fino a 6 mesi. Prenditi cura della tua immagine senza fatica. Solo per questo mese, per te 10% di sconto. Chiama ora Amy Beauty Hair e prenota il tuo momento di bellezza. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì, 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cerché, questa volta con il notiziario del news dall'Ogliastra. Partiamo da Tortolì, che ieri ha ospitato il secondo tavolo territoriale sul nuovo piano regionale dei trasporti della Sardegna, uno strumento strategico che individua obiettivi, strategie e azioni a lungo termine per il sistema dei trasporti isolano. L'assessore regionale dei trasporti Barbara Manca ieri era presente, è impegnato in un ciclo di 8 tavoli territoriali per illustrare appunto i contenuti dello schema, raccogliere contributi. Ogni territorio presenta delle caratteristiche uniche e difficilmente equiparabili ad altri, con esigenze e istanze diverse che necessitano di risposte specifiche ed esaustive, ha detto l'assessora Barbara Manca. Da questo ragionamento nasce la nostra decisione di dare vita a un tavolo territoriale per ogni singola provincia dell'isola. All'incontro ospitato ieri pomeriggio al Teatro San Francesco hanno portato i saluti istituzionali il sindaco di Tortolì Marcello Lado e il vicepresidente della provincia Ogliastra Carlo Lai, ed erano presenti diversi sindaci e amministratori locali. Tra gli interventi anche dal pubblico che hanno contribuito a stimolare il dibattito sul tema dei trasporti, molto caro ovviamente al territorio ogliastrino, come per esempio il decremento, l'invecchiamento demografico e la dispersione scolastica. L'Ogliastra è una provincia su cui è necessario fare ragionamenti specifici per garantire migliori servizi e migliori infrastrutture, tenendo conto di caratteristiche e conformazioni territoriali difficilmente riscontrabili altrove, ha detto l'assessora Manca. Occorre adottare oggi scelte vincenti per agevolare la mobilità interna verso le altre aree dell'isola e fuori dalla regione nei prossimi 15 anni.
Questi sono alcuni degli obiettivi: dotare l'Ogliastra di infrastrutture stradali moderne e sicure, potenziare il servizio pubblico su gomma con performance paragonabili a quelle del trasporto ferroviario, investire su strade, porto, aeroporto, nodi di interscambio e ferrovie a scartamento ridotto. Tutti temi da sviluppare insieme agli altri assessorati competenti nell'ottica di realizzazione di un piano integrato condiviso. Ha concluso la Manca: raggiungere gli obiettivi del piano sia nei grandi centri che nelle aree interne significa davvero non lasciare indietro nessuna. Restiamo su Tortolì perché il comune ha annunciato il primo ospite del Capodanno 2026, il primo nome. Il concerto si terrà come ogni anno in piazza Rinascita, a cuore degli eventi di fine anno del comune. A salire sul palco sarà Sara Toscano, giovane artista emergente della musica italiana, vincitrice dell'edizione 23 di Amici, protagonista all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Amarcord. La cantante ha già superato i 26 milioni di stream su Spotify dopo il successo del singolo Perfect, inciso con Carl Brave. Toscano ha pubblicato il suo primo album Met Gala, uscito il 3 ottobre, mentre il secondo artista ospite della notte di San Silvestro sarà svelato il 5 dicembre. Si tratterà però, come anticipano dal comune, di una voce maschile appartenente alla nuova scena musicale nazionale. Quello del 31 dicembre sarà il quarto appuntamento consecutivo con il grande Capodanno in piazza organizzato dal comune di Tortolì. Il percorso è iniziato il 31 dicembre 2022 con It Azienda, poi proseguito con Alfa, con gli Zero Assoluto. Il concerto di Capodanno continua così la propria evoluzione, dicono gli amministratori, portando in città spettacoli musicali di qualità e rafforzando il ruolo di Tortolì come punto di riferimento per le celebrazioni di fine anno in Sardegna. Queste sono le parole dell'amministrazione comunale. Ci spostiamo ora a Barissardo, comune sempre più cardioprotetto. È stato installato ieri pomeriggio un nuovo defibrillatore in centro, questa volta nel corso Vittorio Emanuele. Il dispositivo a uso pubblico con la sua teca sono stati donati da due imprenditori bariesi, Sandra Lobina e Roberto Riboldi. Ringraziamo per aver donato alla comunità questo prezioso strumento salvavita, ha commentato l'assessore comunale Andrea Burru, che ha dato notizia appunto dell'installazione del nuovo defibrillatore in città. Ci spostiamo ora invece a Villagrande Strisaili perché il comune informa che sono aperti i termini per richiedere l'autorizzazione al pascolo nei terreni comunali. Le richieste sono destinate agli allevatori che vogliono introdurre il proprio bestiame nei terreni comunali gravati da uso civico. È possibile presentare domanda all'ufficio protocollo del comune oppure inviarla via PEC al protocollo. La scadenza per presentare la richiesta è fissata per il 4 dicembre, non saranno accettate domande oltre questa data, ma è possibile farsi supportare dai centri di assistenza in agricoltura per compilare la domanda e scegliere i terreni più adatti alle proprie necessità. Passiamo allo sport, parliamo di karate. Tornano con un ricco bottino di medaglie dal quinto Mediterranean Grand Prix di karate che si è svolto a Montaldo di Castro, gli atleti della Shotokan Karate Club Arbatax con le squadre di Cardedu e Ursule. La squadra composta da 8 atleti si è confrontata con un livello altissimo di competitors, riuscendo a conquistare il podio collezionando 2 medaglie d'oro, una d'argento e 3 di bronzo. Oltre a 500 gli atleti provenienti da 12 nazioni. L'associazione sportiva dilettantistica Shotokan Karate Club, guidata dal maestro federale e arbitro internazionale Gianni Montoni, si dice molto soddisfatto del risultato ottenuto, frutto del duro allenamento. Niente arriva per caso, dice. Ora ci prepariamo ai prossimi eventi mondiali. Noi siamo già al lavoro per appunto i mondiali 2026 a Malta, che sono già nel mirino degli atleti con un programma di preparazione molto intenso. E ora chiudiamo il notiziario con una bellissima novità, perché questa sera torna Librarium e abbiamo il piacere di avere in video collegamento la nuova conduttrice, la giornalista Francesca Lai. Buongiorno Francesca. Ciao Federica, buongiorno. Sì, come dicevi
Inizia questa sera una nuova stagione di Librarium, ci sarò io al timone e la mia prima ospite si chiama Giancarla Marongiu e ha il suo secondo romanzo che si intitola La gabbia di Pinuccia. Parleremo di gabbie non fisiche ma mentali. È un romanzo molto intenso, molto bello ed è ambientato nella nostra Ogliastra. Ottimo Francesca, la novità oltre la tua conduzione è che Librarium sarà il venerdì sera alle 20:30. Sì, proprio l'orario esatto per bere insieme una tisana prima di andare a dormire e prepararci al weekend con i libri. Grazie mille Francesca e a noi ti auguriamo in bocca al lupo per questa sera. Allora ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 20:30 con Librarium con la nostra Francesca Lai. Francesca, grazie e un grande in bocca al lupo per questa sera. Grazie Federica, come sempre viva il lupo e vi aspetto questa sera e ringrazio tutti i radioascoltatori e tutte le radioascoltatrici. Vi aspetto questa sera alle 20:30. Benissimo, ottimo, chiudiamo con questa bellissima notizia, il nostro notiziario. Noi torniamo lunedì con la rassegna stampa, non resta che augurarvi un buon fine settimana a tutti e a tutte. Ringrazio la regia di Roberta Loi.